Parliamo anche di cantieri navali perché da Adria arriva un nuovo pattugliatore che rinforzerà la flotta della Guardia di Finanza nel Mediterraneo. Se la bottiglia di champagne non si infrange sullo scafo non porta bene, ma poi ci pensano gli addetti ai lavori. Equipaggio 30 persone. I cantieri navali Vittoria hanno concesso il bis. Dopo il battesimo del Monte Sperone, nelle acque del bacino del Canal Bianco affonda la propria chiglia la nave Gemella, il nuovo maxi pattugliatore che andrà a rafforzare la squadra navale della Guardia di Finanza in Sicilia per intensificare le operazioni di sorveglianza marittima, repressione di traffici illeciti, soccorso e salvataggio degli immigrati in arrivo dalle coste africane. È un problema per tutti, anche per il numero di persone che quotidianamente cercano di raggiungere la terraferma e che quindi in mare incontrano notevoli difficoltà. Alla realizzazione del Monte Cimone hanno lavorato 300 persone, compreso l'indotto, 58 metri di lunghezza, una stazza di 460 tonnellate, con un equipaggio di 30 persone. Una nave potente ma anche molto veloce. Assolutamente sì, oltre 28 nodi di velocità, quindi 56 km/h di massima velocità, ma una tenuta al mare particolare grazie alle forme di carena peculiari di questa imbarcazione. Per i cantieri Vittoria la conferma di una collocazione tra i leader internazionali nella produzione di navi e imbarcazioni a elevato contenuto tecnologico per la difesa, il salvataggio e la sicurezza. La nostra forza, se vogliamo, è proprio questa di riuscire a mantenere la nostra produzione a livelli elevatissimi pur con delle tecnologie, con delle conoscenze altrettanto innovative.